e l'80° anniversario della nascita di Ernesto Guevara, conosciuto come Che Guevara. E noi oggi abbiamo fatto questa presentazione appositamente perché possiamo definire Antonio Caneva il Guevara italiano. E abbiamo qui con noi l'architetto Morana, la signora Caneva che è la figlia di Antonio Caneva, il professore Valentino Vittorio e il maestro Famiano che è l'autore di quadro. Purtroppo l'editore e l'autore del libro hanno avuto un incidente e sono rimasti bloccati, non sono, speriamo siano fatti niente. Allora, cominciamo subito la conferenza stampa e diamo la parola al professore Vittorio Pimpero che abbia un'urgenza di Andrea. Grazie. Buongiorno. Caneva era una persona straordinaria che appunto per vivere un momento straordinario della storia mondiale, in un posto di diverso straordinario, perché era il luogo in cui doveva concentrarsi il confronto fra i due blocchi militari o due blocchi militari internazionali. E lui a queste cose straordinarie, aggiunse un'altra cosa straordinaria, una politica che io definisco ossimonica, cioè una politica intensamente le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda.